La prima è che io penso uno schema di questo genere per la nostra azione è come se ci fosse un volantino che ha su una facciata il testo condiviso da tutti e con il logo scelto dal comitato, e sulla seconda facciata il testo che ogni organizzazione ritiene di poter sviluppare perché vuole sviluppare un concetto particolare. Vi faccio un esempio: io qui porto l'adesione di Fondazione Comunista, che è già stata mandata, ma oggi voglio farlo esplicitamente. Io credo che faremo una lettera in cui ci rivolgiamo ai lavoratori per demolire il ragionamento in base al quale la centrale nucleare può portare lavoro. Ed è un volantino specifico da distribuire proprio con quel fine, ma nello stesso tempo distribuisco sull'altra facciata il volantino del comitato. Oppure una lettera che non è ai presidi per tutte le iniziative che sono d'accordo, va fatta, d'accordo, ma anche agli studenti. Io voglio dire a dei giovani che cosa è il loro futuro se passa la centrale nucleare. Ecco. Allora lo posso fare magari nella seconda facciata come partito, e sviluppo un concetto sulla società, sviluppo un concetto sul futuro dei giovani, eccetera, eccetera. Ecco, io vedo così. Cioè la seconda facciata non può essere contraddittoria con la prima, mi sembra giusto. Però ci deve essere la prima facciata, e allora la prima facciata bisogna lavorarci subito, deve essere semplice, con parole d'ordine fondamentali, e sono d'accordo su quello che dicevi te. Forse, tu non l'hai detto in questi termini, io lo dico così, forse il padrone, buttando questa cosa del nucleare in Sardegna, ha alzato un macigno che può cadere sui piedi, perché in effetti ci ha unificato su due cose fondamentali. Primo, non vogliamo il nucleare. Vabbè, io posso dire come Rifondazione Comunista non lo vogliamo in tutta Italia, ma qui intanto lo dicono, non lo voglio in Sardegna. Secondo, io voglio poter dire che in Sardegna decido io, decidiamo noi sardi. Sovranità. Ecco qua. Quando noi mettiamo questo, no? Abbiamo l'unificazione fondamentale su queste cose. Poi lì dentro è più facile magari per Mariella che per me sviluppare il concetto che il nucleare civile in effetti si porta dietro il nucleare militare, o per chi fa un comitato antimilitarista sviluppare che il nucleare comporta la militarizzazione del territorio, eccetera. Ecco, abbiamo tutti la possibilità, è meraviglioso in un certo modo, abbiamo tutti la possibilità lì intorno di costruire un discorso che poi diventa un discorso complessivo, che fa cultura sarda. A me dispiace di non poter parlare sardo, ma sono nato in emigrazione, mio padre è professore, allora ci sono insegnati la sua lingua. Però questo, e addirittura il manifesto, il volantino del comitato dovrebbe essere bilingue, cose semplici e bilingue. Un'osservazione che faccio è la seguente, è delicata, quindi non vi chiedo di rispondere subito, ma vi chiedo di rifletterci. L'adesione, le iniziative delle aziende, bene? Bene, io sono d'accordo come l'ha impostata, però c'è un problema. Potrebbe aderire un'azienda che è falsamente produttrice di buona Sardegna, nel senso che fa le due operazioni, perché il capitalismo penetra così, distrugge l'artigiano trasformandolo in commerciante, quello che prima faceva i mobili e li faceva belli e li faceva che duravano, a Cancellati è diventato commerciante e ha venduto le sedie di plastica del gatto fatte con il truciolato, va bene? Ok, allora abbiamo bisogno, lo dico in questa maniera, abbiamo bisogno che il comitato abbia la possibilità rispetto alle adesioni, senza essere fiscali, senza essere stronzi, va bene? Abbia la possibilità però di vedere che non ci sia un'adesione di un'azienda che per un verso è buona Sardegna e per l'altro verso non paga i lavoratori, perché allora mi trovo in una condizione di difficoltà, va bene? Non voglio che si possa dire che
è sostenuta la battaglia contro il nucleare e per la buona Sardegna da qualcuno che non è anche per il buon lavoro, perché la buona Sardegna si costruisce anche con il buon lavoro e non con l'ipersfruttamento. Quindi almeno dare un'occhiata, va bene? Non chiedo di più. Questo mi sembra molto importante. Meglio attivi oggi che radioattivi domani mi sembra uno slogan che come comitato potremmo adottare, è già molto diffuso, potremmo adottarlo, è un fatto che ci aiuta rapidamente ad andare avanti. Però, e chiudo, va fatta rapidamente la riunione dei rappresentanti, di un rappresentante per ogni organizzazione, in modo che ci dividiamo anche dei compiti. È inutile che io mi preoccupi nello stesso tempo di come si può pensare a uno spot o di come si devono avvicinare le aziende o delle lettere che si possono fare a sindaccare. Qualcuno fa una cosa, qualcuno ne fa un'altra, una volta che ci siamo detti intorno a un tavolo le cose fondamentali e si marcia. Siamo in grado, secondo me, di fare una cosa grandiosa. Su questo sono d'accordo con te e per quel che mi riguarda ringrazio la tua organizzazione che ha preso l'avvio di questa cosa. È un'occasione che abbiamo di unificazione in Sardegna di un movimento nel quale è vero potrà esserci qualcuno che cercherà di sfruttarsi per spiegarlo ad altri